Ciao a tutti, bentornati allo Scrigno del Calcio. Mi sono portato qua i miei appuntini per parlarvi non solo dell'Ancona 93-94 che da squadra di Serie B arrivò in finale di Coppa Italia, ma per parlarvi in generale anche di quella Coppa Italia che potremmo definire quasi la caduta degli dei, perché in quella edizione lì della Coppa Nazionale ci furono tantissime defezioni di squadre, tantissime eliminazioni di squadre di Serie A eliminate da squadre di Serie B o addirittura di Serie C. Noi abbiamo visto negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni, arrivare in semifinale ad esempio l'Alessandria da squadra di Serie C, o la Cremonese e l'Empoli che erano squadre di Serie A che sono retrocesse alla fine di quelle stagioni lì, ma che sono arrivate fino alla semifinale, ma erano una squadra che ha provato a fare questa impresa. Nel 93-94 invece succede praticamente che sia quasi la regola questa delle piccole squadre, addirittura di categorie inferiori, che fanno la voce grossa in Coppa Italia. L'Ancona 93-94 è la grande protagonista di quella Coppa nazionale, di quella Coppa Italia, arriva dalla retrocessione dalla Serie A dell'anno prima, ha mantenuto intanto l'allenatore, che è Vincenzo Guerini, che era stato anche l'artefice della promozione dell'anno precedente, ma soprattutto ancora in squadra Massimo Agostini, che se non sbaglio aveva fatto 12 o 14 gol in Serie A, che sono tantissimi per una squadra in pratica retrocessa fin dall'inizio. A livello della Serie A veramente altissimo, se una squadra come l'Ancona si permetteva di avere un bomber come Agostini, che resta in Serie B e che sarà il capocannoniere della Serie B 93-94, fa meglio addirittura di Batistuta della Fiorentina, segna 18 gol, ma l'Ancona delude un po' nel campionato di Serie B, arriva ottava, anche se non a distanze siderali dalla promozione, ma insomma ci si aspettava molto di più dai dorici in quella stagione. L'impresa l'Ancona la fa invece in Coppa Italia, elimina al primo turno il Giarre, squadra di Serie C, e fin qui insomma niente di trascendentale, addirittura ci vogliono i tempi supplementari per vincere la partita in Sicilia 2-0, e poi arriva la sfida con il Napoli. Certo, il Napoli non è il Napoli di Maradona, non è il Napoli neanche attuale, è una squadra comunque buona della Serie A, addirittura sarà un bel Napoli quello 93-94 allenato da Marcello Lippi, che con tantissimi giovani e una situazione economica molto difficile riesce ad acciuffare la qualificazione in Coppa UEFA, ma viene eliminato in Coppa Italia dall'Ancona. Napoli-Ancona 0-0 e Ancona-Napoli 3-2. Terzo turno, l'Ancona affronta l'Avellino, che è una squadra di Serie C, quindi di categoria inferiore, che però nel turno precedente aveva eliminato la Lazio, addirittura squadra di Serie A. Poi vi faccio anche l'elenco di tutte le altre squadre per capire che tipo di strana coppa fosse o sia stata quella lì. Insomma, Ancona-Avellino 1-0, Avellino-Ancona 2-2 e i biancorossi si ritrovano clamorosamente ai quarti di finale. Ai quarti di finale c'è un'altra sorpresa, c'è un'altra squadra di Serie B che è il Venezia, e quindi già si sa che una semifinalista della Coppa Italia 93-94 sarà una squadra di Serie B, o il Venezia o l'Ancona. Venezia-Ancona finisce 0-0, Ancona-Venezia 2-0 e l'Ancona è in semifinale contro il Torino, che è la squadra detentrice del trofeo. Il Torino aveva vinto la Coppa Italia l'anno prima, nel 93, ad oggi l'ultimo trofeo nella bacheca granata. Tutti si aspettano una qualificazione abbastanza agevole per il Torino. Tutti pensano che l'Ancona abbia fatto ormai l'impresa di arrivare in semifinale, che tra virgolette si accontenterà di quello, comunque il Torino sarà più forte. E invece Ancona-Torino finisce 1-0 il 9 febbraio del 1994, gol di Massimo Agostini nel primo tempo. Al ritorno l'Ancona resiste al Delle Alpi il 24 febbraio del 94, 0-0, Torino-Ancona 0-0 e l'Ancona clamorosamente è in finale di Coppa Italia da squadra di Serie B. Di fronte c'è la Sampdoria molto forte con Gullit, con Mancini, allenata da Eriksson, eppure l'Ancona allo stadio del Conero
Tra l'altro ancora da terminare, mi ricordo la curva alla sinistra, la curva nord dello stadio, aveva dei cespugli, delle collinette dietro la porta. Il 6 aprile va in scena l'andata 0-0 ad Ancona, quindi sembra ancora tutto da giocare, invece il ritorno il 20 aprile del 94 è una mattanza per l'Ancona. La Sampdoria Marassi fa la voce grossa, vince 6-1 e si porta a casa la Coppa Italia. Anche questo ad oggi è l'ultimo trofeo nella bacheca della Sampdoria, un po' come il Torino, però l'impresa dell'Ancona, insomma, da squadra di Serie B che arriva fino alla finale di Coppa Italia, rimane. Ma come vi dicevo, la caduta delle squadre di Serie A, adesso io ve la vado a leggere, perché in quella Coppa Italia lì non c'è solo l'impresa dell'Ancona che da squadra di Serie B elimina molte squadre di Serie A fino ad arrivare in finale. Succede che il Genoa, squadra di Serie A, cade al primo turno con il Perugia, squadra di Serie C. La Lazio, come vi ho detto prima, cade con l'Avellino, squadra di Serie C. Mi ricordo la doppietta di Bertuccelli in Lazio-Avellino 0-2, partita che è rimasta proprio storica, anche se chiedete ai tifosi della Lazio ancora la ricordano. Il Cagliari, squadra di Serie A, eliminato dal Cesena, squadra di Serie B. Stessa cosa la Cremonese eliminata dal Brescia, e il Milan di Capello, fortissimo, che vincerà scudetto e Coppa dei Campioni, eliminato dal Piacenza agli ottavi di finale. Piacenza, squadra di Serie A, neopromossa e debuttante assoluta in Serie A, si toglie lo sfizio di eliminare il Milan dalla Coppa Italia. Come vi ho detto in un video precedente, il Milan avrebbe potuto vincere campionato, Coppa dei Campioni e Coppa Italia nello stesso anno, come fatto dall'Inter nel 2010, ma al Milan di Berlusconi e al Milan di Capello di vincere la Coppa Italia non gliene importava nulla e si fece eliminare dal Piacenza 1-1 a San Siro, 0-0 al Garilli di Piacenza, che allora si chiamava ancora solo Stadio della Galleana. Insomma, il 93-94 ha rappresentato davvero la Coppa Italia forse più strana della storia, con eliminazioni eccellenti e con sorprese, tra cui l'Ancona, che è arrivata fino in finale. Questa è la storia della Coppa Italia 93-94 e della finale un po' strana tra Sampdoria ed Ancona. Questo è lo Scrigno del Calcio. Se i video vi piacciono, iscrivetevi, lasciate like, commenti e sostenete il canale come, più e quanto potete. Ciao!